Siamo rientrati, cari amici di Calcio Napoli 24 TV, all'esterno dello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per Napoli ed Demirspor. Non siamo più da soli e è un piacere enorme avere con noi Diego Armando Maradona Junior. Ciao Diego, buonasera. Piacere mio ragazzi, buonasera a tutti. Allora, è una toccata e fuga per vedere un secondo debutto del Napoli qui a Castel di Sangro, perché chiaramente poi il richiamo del Napoli è sempre fin troppo forte. Ragazzi, la maglia tira. Quindi sono un po' deluso, volevo vedere Kvaratskhelia, magari entra a partita in corso. Parte dalla panchina, però sono contento, sono contento di vedere Ostigard dal primo minuto, sono felice di vedere Demme perché secondo me Demme è un giocatore che sarà, se non va via, è un giocatore che sarà molto utile. Ti sta piacendo quello che sta facendo il Napoli sul mercato? Oggi la notizia di stamattina è l'arrivo di Kim Min-jae al posto di Koulibaly. Dire che mi sta piacendo quello che sta facendo il Napoli oggi è un po' dura, però io ho fiducia nella società e io ho sempre detto e continuo a dire che le somme le tiro alla fine del mercato. E sono convinto che il Napoli farà qualcosa di buono, è normale che lì avanti qualcosa si deve fare e in porta c'è bisogno di un portiere vicino a Meret. E in mezzo al campo se qualcuno va via bisogna prendere qualcosa. Tutti dicono il terzino, secondo me no, perché Zanoli è un buon cambio per Di Lorenzo, calcolando che Di Lorenzo le fa tutte. Quindi sono fiducioso, io credo che ho fiducia in Giuntoli. Marco, una domanda per Diego. Sì. Kvaratskhelia, quando hai avuto modo di vederlo nelle scorse amichevoli, ti ha dato un'ottima impressione? Può essere il sostituto adatto di Lorenzo Insigne o ha caratteristiche diverse? Sono due giocatori secondo me molto diversi. Però Kvaratskhelia è un giocatore forte, è un giocatore che ci dà un'altra dimensione, quella dell'uno contro uno, quella che noi abbiamo avuto poco, no? Perché Lorenzo era più un giocatore di costruzione, era più un giocatore di manovra, era più un giocatore che veniva dentro e ti faceva la giocata. Kvaratskhelia è più un giocatore, è più un solista, però è normale che per fare quello che ha fatto Lorenzo Kvaratskhelia deve impegnarsi e non poco, però le basi ci sono perché secondo me è un giocatore molto forte. Diego, oggi il presidente dell'Anversa ha detto secondo me Dries Mertens alla fine rifirma con il Napoli. Che ne pensi? Cioè, faresti anche tu questo sforzo? Non lo so ragazzi, ditemi dove sta Dries in questo momento, gli porto io la penna. Perché io lo adoro Dries. Dries è un giocatore che io amo, un ragazzo che io adoro. Per me il Napoli può solo arricchirsi con il ritorno di Dries. Ti piace la nuova maglia? È stata presentata oggi? È bella, molto bella, è simile diciamo a quella dell'anno scorso. Io voglio solo dire una cosa, spero di vedere il Napoli giocare nel completo tutto azzurro più volte, perché per me il completo tutto azzurro è bellissimo. Assolutamente sì. Prima di liberarti Diego, Marco, è un'ultima per il nostro ospite? Cosa vorresti apprendere dalle tattiche ma anche dagli schemi di Spalletti? C'è un qualcosa anche perché Diego è allenatore anche lui, ecco. Quindi c'è qualcosa diciamo che ti ispira particolarmente da parte di Spalletti? È un allenatore con grande personalità, un allenatore molto duttile, perché lui è uno che non ha paura in momenti delle partite a mettersi a 5 dietro, è uno che non fa prigionieri, quindi è un allenatore molto bravo. Io sono molto contento che lui sia l'allenatore del Napoli e soprattutto sono molto contento di avere un buon rapporto con lui, perché c'è sempre solo da imparare da questi grandi allenatori. Diego, noi ti lasciamo andare, ti chiedo giusto un'ultima, perché che abbiamo visto armeggiare la guida al campionato, ci sei tu, ma in questa guida al campionato il Napoli dove si pone? Io do sempre il Napoli vincente. La guida al campionato di Bet Napoli News con me da testimonial, io ve l'ho portata, è una guida al campionato bellissima, guardate la foto che c'è dietro mentre palleggio, e io so palleggiare. So palleggiare. Ne sai qualcosa? Questa è una per te,
una per te, questa la tengo io perché Beh, poi ci vuole. facciamo che ci ritroviamo poi a Napoli e vediamo se la guida mantiene ciò che stai scrivendo, il campionato. La guida mantiene, è molto bella, ve la consiglio. Va benissimo, grazie Diego, grazie che sei qui con noi. Ringraziamo Diego Armando Maradona Junior, che è stato qui con noi nel prepartita di Napoli ad Adana Demirspor.